È stata ritrovata sana e salva nella notte la 19enne di Vascondi Carbonera Giorgia Cagnan, di cui si erano perse le tracce da venerdì, giorno di San Valentino, quando la ragazza era uscita per andare in palestra senza far più ritorno a casa e senza dare notizie di sé. Si è rivelata corretta la pista del biglietto per Napoli che, come accertato dalla polizia ferroviaria, la ragazza aveva acquistato all'edicola della stazione dei treni di Treviso e poi regolarmente obliterato. Le telecamere di videosorveglianza della stazione delle Corriere hanno filmato la giovane e da lì la polizia ha allertato i colleghi della questura partenopea che hanno rintracciato la 19enne nella notte intorno all'1 in un parco poco lontano dalla stazione di Napoli, facendo tirare un sospiro di sollievo alla famiglia della giovane, prima tra tutti la mamma Sabrina Sbeghen che ne aveva denunciato la scomparsa e ai tanti che anche via social si erano mobilitati per ritrovare la ragazza. Per un incubo che finisce, uno che continua, quello che sta vivendo la famiglia di Charles Yume Nana, l'altro giovanissimo svanito nel nulla in queste ore dalla Marca. Charles, 17 anni, è scomparso da Orsago, anche lui venerdì quando sarebbe salito su un treno in direzione Venezia. L'ipotesi è quella di un allontanamento volontario, anche se il ragazzo, che a differenza di Giorgia è minorenne, non aveva mai compiuto gesti di questo genere. Charles ha lasciato il telefono a casa e di ritorno da scuola è sparito. Il padre ha presentato denuncia ai carabinieri di Cordignano.